Punti positivi magari non sono tantissimi, senza dubbio sono molto concentrati nella parte iniziale, quando siamo riusciti a restare in partita, in alcuni momenti anche a giocare per qualche minuto la nostra partita. Poi sono legati alla capacità durante i 40 minuti di avere delle fiammate che ci hanno consentito di restare in scia o comunque di essere un passo dietro, ma costantemente alla stessa distanza dai nostri avversari. Ci è mancato sicuramente la capacità di riprendere il controllo della partita e di mettere in difficoltà i nostri avversari in modo concreto e soprattutto nei momenti chiave della gara. Al di là di alcune prestazioni positive e di altre prestazioni meno negative, credo che l'analisi sia quella di una prestazione non caratterizzata da continuità e soprattutto da lucidità nel fare quello che sapevamo avremmo dovuto fare per sopperire a una differenza fisica che oggi è in molte parti della gara che è saltata agli occhi in modo netto. E quello che è stato spesso un nostro punto di forza, no? Quello di spaccare la partita con 2 o 3 tiri da 3 consecutivi, oggi non li abbiamo segnati in quel momento e il divario è andato ampliandosi e poi riprendere in mano la partita è stato impossibile. Sì, ci siamo affidati o fidati troppo di alcuni aspetti, ma non trovando la giusta concentrazione invece per andare su altri obiettivi tattici che avevamo in qualche modo preparato e che ci auspicavamo potessero essere decisivi per piegare la gara a nostro favore. È sicuramente una tappa di crescita, una tappa nella quale dobbiamo renderci conto che quello che in certi momenti è un grosso punto di forza, cioè la nostra vera, la nostra esuberanza, quelli che una volta venivano definiti tiri ignoranti, no? O comunque queste cose un po' fuori dalle righe, devono essere un plus valore e non possono essere il sistema a cui ci affidiamo per ottenere risultati positivi. Io credo che i risultati alla mano ci sia uno straordinario equilibrio quest'anno in questo girone, Tortona che vince a Biella, c'è un ricongiungersi nel giro di 4 punti, 2 punti, 4 punti su una marea di squadre. Quindi questo significa che c'è grande equilibrio e che è fondamentale mantenere un passo costante. Noi oggi dobbiamo pensare che abbiamo giocato più partite fuori, ne giocheremo altre fuori ancora nel prossimo futuro, faremo l'andata con 8 trasferte e 7 in casa, dobbiamo come obiettivo minimo cercare di girare con +1, cioè una vittoria fuori in più rispetto alle sconfitte in casa. Se riusciremo a fare questo direi che abbiamo fatto un girone di andata assolutamente soddisfacente, considerando il fatto di aver avuto 2 volte la doppia trasferta, che per una squadra giovane può essere un problema. Quindi restiamo in linea assolutamente, sappiamo che c'è grande equilibrio, nel grande equilibrio una vittoria e una sconfitta ti mettono al 4° posto, al 9° posto nel giro di un battito di ciglia, ma è più importante guardare in prospettiva più lunga.